Perché volate? Allora io voglio chiamare il nostro amico Peppe Pigliocco di Sarno, di Napoli Isidoro. Se mi dai il permesso dobbiamo fare 4 minuti un altro tipo di innamoriato di un solo ragazzo di 14 anni. Va benissimo, ok, allora si Peppe, attendete un attimo. Allora siamo qua, ma sono tutti quanti, signor. Un ragazzo che lo conoscono tutti quanti. Lo conoscono tutti. Poi bella Rosa. Poi si vieni qua, vieni. Signori, se potete, allargate un po' le orecchie, facciamo in modo che chi parla ha più possibilità di esprimersi. No, questo qua secondo me non si parla, si guarda e si osserva, questa tammoriata qua. È un ragazzo giovanissimo, siamo stati a Potenza, mezzo a 40 persone di tammoriata, la medaglia d'argento se l'ha presa sul ragazzino. Facciamoci un applauso, forza! Dobbiamo portare sempre le tammoriate avanti, sì quella sul mese, sì quella a Giuglianese, sì quella alla Basilicata, tutte le tammoriate devono andare avanti, perché una volta che si ferma una tammoriata, ricordatevi che ai tempi si stanno dando i tammoriati, cioè marone, quanto tenuti? 3 per 80 e 60, quanto sono? 78. Grazie, pure a voi signora. Attacca, va sia. Vai, vai. Signora, allora si venite, dai. Sì, no, sono un po' rapido. Va benissimo, è in modo veloce perché sono a casa, scherzo. Ecco qua, i microfoni sono liberi, eccoli qua. Una bella poesia, Rosa Rosa, vai. Signore e signore, buonasera, io sono contadino, ma non contadino vero, ma Angelone che stanno tutto a Poggiomarino. E siccome che ancora mi sembra che le pomodoro San Marzano, io ho fatto una bella poesia, che la pomodoro San Marzano ha dato ricchezza a quest'anno, non si dice Sarnese, San Marzano, in tutti i paesi, quindi ho fatto una poesia che la voglio far sentire. Viso a Primarolene San Marzano, a regina di questa terra, perché quando è messo va di seme e dimora a primavera, o solo il becco senza, e faccio una poca braccialista, poi visto il braccialista, mi faccio fare rossa e ammaturato come mi piace a me, a cucina per la tenuta e profumata con la cura, la pomarola là di lui altra sola, una fornella di pinsini, facciamo arrivatore più a Pechino, terra, pomarola e contadino e contadinello, con Tammorra e tarantelle, e ridrigali di pomarola, nuova sigla di deriva, e nuova sigla porfora, e la tutti in pomarola, e pure la sera, una nuova sigla di deriva, una nuova
Sì. Ok, dai, davvero. Signora cara, a ricette fine, grazie. Complimenti, fate una bella ballata giù. Sì. Allora signori, scusatemi, ce l'è per tutti. Adesso c'è Angelone con Cesosta che viene da Santa Anastasia, ci fa una bella cantata, una bella suonata. La squadra sui, prego.
mano la testina. Oh, che upa, 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 andiamo a arrivare, dopo il sotto, il notte, e stasera voglio fare, stasera voglio fare, stasera voglio fare, chi mora mora. Mi poteva chiamare Fugge da ballare solo, non vorrò comparo, e non vorrò la gente che sto scendendo. E da lì che comparo, voglio farci morare. E da lì che comparo, filo me vedo, mi trovo, la faccio nuova, nuovo messaggio, nuova forma, da lì che paranoia. Grazie Angelone, grazie. Il nostro amico Pinaiove, voglio presentare una che sta in un ballo cucchiarini, noi si ciccio saporare. C'è stato un piacere, posso tutte le sere, no? Sì, che strumento stai suonando? Sì. E stia musica bella, non la discoteca. Ok, allora signori, vogliamo venire qua, che viene qua sul vicino a Cagop, l'assessore Berardi, che Gennaro Melardo, che Michele ci darà la dare. Poi cambiamo di nuovo registro, dalla tamburiata classica, stile somma, andiamo alla tamburiata di Pimonte, il nostro
nostro amico Gianfranco, Raffaele, i nostri amici di Piemonte che si fanno una balladella. E allora, Capitano Melardo, volevamo dare questa targa al Gennaro dell'assessore Gennaro Melardo perché si sta prodigando moltissimo per tutte le associazioni di Poggiomarino e anche lui ha voluto fortemente questa festa. Quindi dall'associazione culturale degli scettici una targa ricordo per il nostro assessore. il nostro amico Gianfranco veramente da Casola, hai fatto la legna Gianfranco, e eccomi ci sono oggi ci fatti vedere come trappira, ci fatta la prima. Io accogli un solo, a me tutti quanti. Ay,
ci sarà la paranza del tramuntano che ci allederà con le sue musiche, con la sua tradizione. Facciamo una serata di beneficenza per i ragazzi meno abili e la paranza del tramuntano ha dato la sua disponibilità insieme a tanti altri amici. Vi aspettiamo tutti a Sant'Antonio Abate, nella villetta comunale dove sta la caserma dei carabinieri di fronte. Sulla pagina di Raffaele D'Aurea c'è sta l'evento e tutto lì, domani sera ci facciamo qualcosa e ci passiamo una bella serata con questi ragazzi che ragazzi di noi stanno buoni, ce la passiamo buona e un'altra, cerchiamo di allenare anche loro. Grazie. Continuiamo noi la fede, avvocato, vai, i ragazzi che scomparsi. Allora chi c'ha il tamburo viene qua a sopportarci dalla mano a fare la tamburiata dell'avvocato. Più là, gentilmente. Appena vedono i microfoni, fanno la colpa, se c'è priorità io vi ho attaccato poco gli gentilmente. stanno a capo, ma si importante.
pagare un campanare, scampare tu che ci fai senza me. Sta picciato la taluna, sta figlione nella luna, e dicevo va passare, poi sta passiamo, e di storie di luna, passiamo pure noi. E quando c'è una vetta, non ti che castagni sarà. Allora, a voi
voi, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con questa bella tammurriata. Vi ricordo che domenica prossima, giorno 20, l'Orginar sua avvocata farà una funzione in cui la Madonnina a Coppa Pragna metterà in nicchia e sarà lì fino al mese di aprile di nuovo. Quindi chi vuole domenica mattina prossima, giorno 20, salga su Coppa Montagna. Perché il sentire la va sulla pelle, quindi si sta uno scarto naturale. Si diventa un burdello la coppa, che la chiesa è più. Vi volevo presentare un'altra tammurriata, la suoneranno i ragazzi del posto, Nicola Cesarano e Salvatore Pollisano e Dinuccio. Allora preparatevi, allargate un po' con gli e dopo si continua la serata. Sì. Ma la fea lo sai! Raffaele, vieni qua. Ma la fea, vieni qua! Raffaele, vieni qua. Ah, filo, forza! Sì. Raffaele, vieni qua! Mi trovi come? Sono ascoltato io.
guappa e più qua. La pasta è pronta, eh? La cinta minuti. Sotto vera e mena con la mia che io saprei che sarà pure di sana che marone la sana pure figlia e la sana pure figlia la sana pure figlia e pese mamma
la pasta è pronta, hanno detto. Qua stiamo pensando alla pasta quando abbiamo venuto, mamma mia. Grazie a tutti, questo Figlietto, studio spettacolare, grazie di tutto. E di noi della classe. Allora signori, diceva Nicola che Allah è pronto ai passi e passatori. Allora continuiamo con un altro stile. Sono i nostri amici di Terzigno, alla paranza di Terzigno. Si facciano avanti. Daniele, Alfonso, Mario. E che voi voglio dire? Che un po' tutti quanti suoneremo. Allora preparatevi, anche qualcuno che cantava, suonava, ci dicevo visito. Che dici? Posso fare la suonata della cantatella pure io? Prego ragazzi.
gentilmente fate ballare, fate il pulicino la mesa, se no. Ho saputiamo dei mariti, e tu saputiamo dei mariti, e nani e la rorito, e nani e li rorito, e nani e li rorito, chiama nana. I dometti sorito gentile, ne dometti orito gentile, quando dometti orito gentile. Ricordi dire me, quando da
grazie. Complimenti, voglio. Vabbè, sarei tipo. Hai comunque per fare. Comunque ragazzi, dopo questa bella terzignese ritorna di nuovo la giuglianese, i nostri amici della paranza d'Arterio. Voglio comunicare che la paranza è andata intervento. Qua chiudiamo prima quest'altra tavolata giulianese e che dopo la pasta e fa solo il treno. E adesso no, non si mangia. Va bene, noi accontentiamo tutti, va bene? Siete pronti, eh? Dico, dove stai? Guarda che la rete a me ci vuole 3. Toglimi questo. Uno, ti ha fatto il ciarillo, no? La farmacista 50 metri. Corrite, napolitana. Corrite, con Panamana. Oh, voglio fare giocare con le Giugliana. Vogliamo assi a ballare, dai!
faccio i buoni, ci vai. E qui la festa. Signore e signori, questa sono la paranza di Giuliano, la paranza di Alterio. Allora, mo passiamo a una cosa, voi prima avete presentato un ragazzo giovane, io non voglio presentare voi ragazzi giovani, che tutti e due in apparo a 30 anni. Tutti e due. Uno si chiama Nicolino e Sallate Notamura e l'altro è Pascalino che sarà da me. Mettete l'uomo. Quanto sono 160 anni? No, è l'apparo a 30. Ma così più un po'. E allora mia se ce ne fa 300. Signori, Antonio Primitivo, io avevo qua, non fa bene. Scusate, qua siamo tanti amici, dopo continuiamo ancora con altri tipi di sonate. Lo vega l'anno questa parola, sei sempre vicino alla bottiglia di vino, come hai fatto? Già, chi ti vale coglie pure io. Ecco adesso cosa. Chi vuole venire a dare una mano domani a Tramonti è a disposizione. Volevo dire, lo scelto.
Ori
arrivato proprio dalle quali, è scesa a coppa là, proprio ieri non ci parlava. Non so chi l'ha fatto questa formazione, permetto di venire, sicuramente l'hai fatto tu, però mi volevo rivolgere a quei professionisti che almeno nella stampa di tutte queste cose qua ne parlano, che la tradizione è finita, ma che ne sanno loro? Loro che non vengono nella tradizione, nelle piazze a vedere, ma come si fa? Io da persona un po' più adulta e un po' conosciuta abbastanza da questo popolo, non mi sono sentito di non salire a dire due parole, ma come si fa? Fate un applauso a questo Nicola alla Tammorra, come diceva lui, mi ha anticipato, il zio Giannino secondo me starà ancora da altri 100 anni presente con questa voce Antonio, l'altro ragazzo di Pagani, ma come si fa? Evviva la tradizione, ma che ha fornuto la tradizione? Sì. Bravo Isidoro. Aspetta una cosa, sì. Come si chiama questo strumento che stai suonando? Con sbattimo. Ci prima una cosa, qual è la possibilità di quando si giovane? Che facevi? Io faccio un metro dopo. Che facevi? Zitti si ciccio? E Luciano Viviana ha fatto una canzone, ha scritto una cosa, un saponariere. Allora continuiamo con la nostra tradizione. Raffaele Dauria, sopra a cavallo, che mi ha parlato, buonasera, abbiamo parlato da Moriani, facciamo una piemontese. Gianfranco, Raffaele, Mosagli, non c'è più una musica. Allora vogliamo ringraziare gli amici di Poggiomarino, l'associazione Scettici, con il presidente in primis Michele, che si è prodigato per la 7ª edizione di questa innamorata, di questa bella festa, Notte Bianca della Tammorra. Oggi si chiamava Notte della Tammorra, poi c'è un fenomeno come ha detto Pino Iola, ha detto no, Notte della Tammorra, la registrata, e voglio ci ha cambiato nome, ha scritto Notte Bianca della Tammorra. Stiamo là, hanno fatto un bello tamorrone esercitato. Peppe Pove, Peppe giù. Ah, tromba, tieni da sacca. E cammini senza sappa. E come può cogliere lui, senza la floppa. Allora andiamo avanti, Con il limone, vabbè. La viola cade, chiamano, bella viola cade, chiamano, sapete già questa pasera, la mocca, piacere con mamma, quando va se mocca giamarana. Sapete già questa noce, ora le pana. Avete già fatto rosa, ora la banda, e cacete miglia sera, è andato, o cacete miglia sera, è andato ora. Io cacete miglia nel 60, la pertenenza a me, quando si pensa nata volta, una rubetta, quando votano poche, che cacete che la poi va, questa sta parte canna. E cacete miglia sera,
lasciato d'amore. Va bene così. Allora signori, continuiamo con le nostre cose semplici. Approfittiamo che abbiamo il nostro amico Baffatiello e Dinuccio. Dinuccio questa sera ha fatto conquiste, guardate là, un po' da venire. Dinuccio, vieni qua, allora, dobbiamo ascoltare un po' di Fronte di Limone di Baffatiello che appartiene anche alla categoria dei cartiere, che non c'è stato più, allo scoparsi per i cavalli. Voglio che stanno a supporre cavallo, Perché si bemolla, va bene? No. Vai avanti. Guarda, si pronto. Ah,
Everybody
Ciccio e Nicolino. Allora questa tavolata con le fronde di limone, grazie ragazzi, mi raccomando, lo stile taccariato, taccarei ancora. Allora chiamano gli amici di Terzigno, facciamo un altro terzignese. Ci sei? Allora vogliamo sempre ringraziare l'associazione degli scettici. Ma tu vai troppo potente, quindi signori, dalla tammoriata un po' con la posata si passa a un'altra tammoriata stile Terzigno. Cortesemente una cuffia per volta. Voglio presentare il nostro amico Giacchino, zittetto di Giacchino. L'applauso! Ehi, oh! Scarfate il mano! Dai, chiama a fare l'applauso, a chi bisogna fare, non è necessario. Cavallo cima fai, sta aiuta. Yeso, te faccio per curare su una gela. Su una gela a me non mi bisogna. C'è. La me voglio scegliere una più bella, sì. Oh, sembra presa ma voglio portare a gente che mi incontri per la strada, rimane fatta sta la bella, sì, a dove la neve non si spegne mai, a dove la neve non si spegne mai, sì, io per venire tutto mi abbandona.
Grazie.
Come on,
Grazie.